Che un po' hai percepito come se c'è l'ombra della malavita Sicuramente dietro. sì. Ho pensato molto a lungo se fare o meno questo video, perché è un video pericoloso. Oltre a interventi finiti male, il sospetto è che a organizzare questi viaggi della speranza e del risparmio ci sia la malavita. Criminalità organizzata e turismo dentale. Pazienti che vanno a fare tutti i denti su impianti all'estero e fate attenzione, mi chiedono c'è o no la criminalità organizzata. E tra questi passeggeri c'è anche chi torna in perché qualcosa è andato storto. Mi sono sbriciolato un po' i denti. Come ce li hai i denti? Proprio... No, solo quei piccoli. Ah, non ci sono più. No, sono venuti proprio. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema bocca bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero, iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Sono dottor Palmas, ho policlinici in Moldavia e Romania e penso che sia venuto il momento di accendere un riflettore sui rischi della criminalità organizzata nell'Est Europa. Non posso fare nomi, non posso indicare nazioni precise, specifiche, ma sappiate che molto vicino a voi ci sono nazioni che sono infiltrate dalla criminalità organizzata. Nato? Sì. Perché ha problemi? Perché è andata via l'avvocata con gli impianti. Sì. E le varie criminalità organizzate dove girano i soldi ci sguazzano. Il turismo medico, non parlo solo di denti, anzi parlo in generale di tutto il turismo medico, muove parecchi soldi. Anche il presidente dell'Associazione Dentisti Italiani sospetta che dietro queste organizzazioni si nasconda qualcosa di losco. L'organizzazione è un'organizzazione importante, un'organizzazione che ha tanti soldi. Chi è che oggi ha tanti soldi a disposizione? Tra le prime aziende nazionali, quando io chiedo sapete qual è l'azienda più grande, è la mafia. E secondo, terzo posto, chi pensi che ci sia? La sanità. E tu pensi che chi sta al primo posto non ha già messo gli occhi su chi sta al secondo posto, non ha già infiltrato ospedali, cliniche private, non sta già mettendo gli occhi sui budget sanitari nazionali per poi portare i pazienti dove vogliono loro? Ma questa è solo una parte. C'è poi tutto il turismo medico, i pazienti che viaggiano all'estero per la salute. E tra loro le criminalità organizzate si parlano, si conoscono, fanno affari. E chi sta dall'altra parte contatta la criminalità organizzata che sta da noi e gli dice: voi occupatevi di mandare i pazienti, noi ci occupiamo di trattarli bene, gli facciamo il pacchetto natalizio. E poi inizi a vedere tutte queste cliniche che nascono come funghi e non ti spieghi ma come fanno queste cliniche che non hanno pazienti a fatturare così tanto. Questo è così da quando... Dal novembre 2003. Cioè da quando c'è stato l'arresto di Aiello. Fa impressione entrare in un ospedale, in una clinica come la vogliamo chiamare, e vedere un lusso del genere mi fa effetto. Fatti una domanda. Ci sono cliniche che hanno fatturati milionari, ma se entri dentro è vuota la clinica, non ci sono pazienti. Chi ha orecchie per intendere, intenda, ok? E non cadete nell'errore di credere
di fare di tutta l'erba un fascio, perché questo è un problema che danneggia anche chi vuole lavorare bene. L'abbiamo visto nel nostro paese, delle volte ti ritrovi in competizione con delle realtà che non puoi contrastare. Coinvolti 2 imprenditori nel campo delle forniture sanitarie, un funzionario amministrativo in servizio all'ufficio gare di un'importante azienda ospedaliera, un chirurgo vascolare e un cardiologo. Sono tutti indagati per corruzione e turbata libertà degli incanti. Perché sono più forti di te, hanno più soldi di te, tu provi a lavorare bene, fare bene le cose per avere un'azienda sana, un team sano che lavora in maniera corretta, e poi di fianco alla strada c'è una lavatrice che sta lavando soldi e vengono importati soldi, lavati, messi nei conti bancari, non c'è limite di deposito ai soldi con dei prestanome nelle banche estere, e quindi è perfetto, è semplicemente perfetto, e l'odore arriva subito alla criminalità organizzata e arrivano subito a fare affari. Ho amici un po' in tutta Europa e questo è un fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio. Abbiamo praticamente chi aiuta, i facilitatori, che sono gli accalappiatori, le agenzie che reclutano pazienti per essere poi convogliati all'estero. Certo, un minimo di fatturato ci deve essere, ma abbiamo anche finti pazienti che magari portano soldi là e iniziano a lavarli, a riciclarli, e non si spiega perché da un anno all'altro iniziano a nascere 10, 20, 100 cliniche dentali, cliniche specialistiche, ospedali. Un mare di ambulatori, case di cura e persino laboratori di medicina nucleare che, radiazioni comprese, sono alloggiati anche in normali appartamenti. Si sta facendo squadra tra le criminalità organizzate per prendere in mano il grande business del turismo medico. Ripeto, non parlo solo di dentisti, parlo di un fenomeno che sono venuto a conoscenza di già parecchi anni fa, un motivo per cui poi ho deciso di aprire in una nazione dove tutto questo non esisteva, dove per anni avrei potuto lavorare, diciamo, in un clima sereno, trasparente. Ma mi raccomando, io penso che debba essere acceso un riflettore su questo, bisogna andare in profondità al problema, e sia anche pericoloso andare in profondità, sia più facile magari demonizzare il fenomeno, ma tenete conto che questo fenomeno c'è anche dentro alla nazione, dentro alle nazioni, negli ospedali, è un fenomeno molto diffuso. Dimmi tu cosa ne pensi, se hai sentito anche tu questo di cui ti sto parlando e se sei preoccupato di questo fenomeno, scrivimelo qua nei commenti. Quindi fai molta attenzione a non cadere nelle offerte di cliniche senza scrupoli che fanno prezzi molto bassi, perché in realtà il loro business è un altro. Loro gli interessa solo avere i tuoi documenti, farti un preventivo basso, avere la tua anagrafica e poi andare a portare in banca anche più soldi di quelli che tu gli dai. Un saluto da Dottor Palmas.